Con Roberto Sartori, allenatore tecnico della formazione di calcio 5 della GSM Verona, parliamo appunto di calcio 5 perché sta per iniziare ufficialmente la stagione anche per questa squadra che è comunque nella grande famiglia di AGSM Verona. Già, dopo un mese e mezzo di preparazione finalmente inizia il campionato, venerdì contro il Garda. Quest'anno è molto difficile come campionato in quanto molte squadre sono rafforzate perché sono scesi giocatori della Serie B, della Serie C2 e C1, quindi vincere è difficile veramente per tutti. Quali sono le prospettive? Una squadra che è cambiata parecchio, ci pare di vedere. Certo, è cambiata per il 50% e all'interno ci sono sempre le nostre fondamenta, i nostri capisaldi, poi si è aggiunto anche nuovi giovani giocatori da 17 anni in su, dunque siamo molto contenti e felici di questo.